Noi non siamo dei portatori, tra virgolette, di questo virus, anzi noi lo combattiamo forse più di altre situazioni. Ripete ai nostri microfoni lo sfogo che ha affidato a una lunga lettera aperta Enrico Lorenzoni, presidente dell'Union Pro Mogliano, società di calcio che conta nel settore giovanile 300 tra bambini e ragazzi. Racconta i sacrifici della ripartenza compiuti dalla società, dalle famiglie, da bambini di appena 6 anni che pur di allenarsi e di giocare hanno imparato a prendere tutte le precauzioni, scendere in campo con la mascherina, sanificare i palloni o anche solo mangiare un gelato seduti uno lontano dall'altro. Ora, di fronte allo stop, dice: mi sento tradito. Il mio dispiacere è enorme per il fatto che, come si può notare anche alle mie spalle, i nostri spazi sono veramente enormi, non abbiamo a oggi, ringraziando Dio, nessun caso di positività, abbiamo rispettato tutto quello che ci è stato imposto con sacrifici anche economici da parte della società, abbiamo chiesto sacrifici ai genitori, ma abbiamo chiesto soprattutto sacrifici ai bambini, quindi non capisco perché ci stanno facendo chiudere. Rispetto al DPCM il presidente ha chiesto chiarimenti. Pazienza a non giocare, dice, ma almeno si consenta ai ragazzi di allenarsi al campo sportivo. Ieri abbiamo tenuto chiuso, quindi i ragazzini sono rimasti a casa. Oggi dovremo cercare di riaprire con allenamenti singoli, quindi dare la possibilità a tutti i nostri ragazzini di poter entrare in questi spazi verdi e fare un piccolo allenamento da soli, però almeno non stanno a casa davanti a computer. Sport giovanile con un importante ruolo sociale, costretto a fermarsi mentre i professionisti continuano a giocare. Chiediamo soltanto di poter rimanere aperti, non tanto per le partite, quello è forse l'unico momento di calcio, ma per far fare sport ai ragazzi.